Al liceo artistico Martini gli studenti possono sprigionare tutta la loro creatività. Sono molti i laboratori presenti dove gli studenti possono sbizzarrirsi tra materie plastiche, modellazioni, arti figurative e pittura. Una scuola che crea nuovi talenti. Al liceo artistico Canova ex Martini, ma i ragazzi preferiscono chiamarlo Martini, si possono scegliere vari indirizzi di studio. Professor Bozzo ce li vuole spiegare? Sì, il nostro liceo artistico dalla riforma Gelmini ha avuto la possibilità di attivare dei corsi specifici, arti figurative, audiovisivo multimediale, grafica e architettura che da quest'anno avremo solamente al corso serale. Questi sono i quattro indirizzi che il liceo artistico Canova offre ai propri ragazzi. L'alternanza scuola-lavoro è ora obbligatoria, però crea qualche disagio. Indubbiamente poter collocare, e questo da parte di tutte le scuole, i propri alunni per un numero abbastanza elevato di ore comporta sicuramente delle problematiche. Noi come liceo artistico abbiamo la possibilità, anzi l'obbligo nel corso del triennio di attivare per i ragazzi 200 ore obbligatoriamente. Non è un compito facilissimo, però abbiamo dei docenti che si chiamano di potenziamento, che seguono esclusivamente questo settore, per cui ci stiamo attivando affinché i nostri alunni possano espletare questo obbligo e soprattutto lo possano fare in attività legate al tipo di studio che stanno facendo e speriamo alle attività che andranno poi a fare finita la scuola. Le attività extrascolastiche non mancano e avete anche molte soddisfazioni. Sì, beh, i nostri alunni ci danno sicuramente delle buone soddisfazioni, sia dal punto di vista proprio dell'apporto scolastico, ma anche per quanto riguarda le attività che svolgono fuori dall'ambiente scolastico. Proprio in questi giorni, in effetti, un nostro alunno ha ricevuto il primo premio in un concorso nazionale di grafica, di stampa, per cui siamo veramente contenti dell'apporto che i nostri alunni dimostrano e sanno portare avanti.